Un comune grandissimo, il cui territorio è di oltre 100 km quadrati, ma con poco più di 2200 abitanti. È Comerico Superiore, di cui certo ne è più nota la frazione di Padola, dove si concentrano le strutture alberghiere che in estate come in inverno si affollano di turisti, mentre il municipio è nella frazione di Candide, dove incontriamo il sindaco. Sta andando discretamente bene, anzi sta andando molto bene nel mese di agosto, è andato sicuramente meno bene nel mese di luglio e credo il tutto sia dovuto alle pessime condizioni meteorologiche, diciamo, del momento, con anche un freddo anomalo oltre che la pioggia intensa. Il mese di giugno invece e il mese di agosto sono andati bene, stanno andando bene, quindi ci auguriamo che adesso da qui a fine agosto e poi anche tutto il mese di settembre ci sia l'affluenza degli anni scorsi, insomma, ecco, per recuperare un po' quello che probabilmente a luglio abbiamo perso. Altra perla di Comerico Superiore, il comune più settentrionale della regione Veneto, è la frazione di Dosoledo, sede delle regole, nata dalla fusione dei nuclei Dosoledo, Sacco e Staunovo, dove affascinano i palazzi storici che fanno da cornice alla piazza. Posso rilevare ad oggi, quindi a fine agosto, che l'unico mese che ha avuto sicuramente un peletto di calo è il mese di luglio, ecco, ma credo come in tutte le località di montagna quest'anno.